Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Buon mercoledì a tutti voi. Tante le notizie che vi racconteremo oggi. Ci sarà spazio anche per la politica. Ci verrà a trovare il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo, con il quale commenteremo insieme anche le parole ieri sera del governatore del Veneto Luca Zaia, intervistato da Francesca Fagnani a Mestre. Insomma, qualcosa di particolare ha detto, ha lanciato anche delle stoccate agli alleati del centrodestra, soprattutto sul tema dell'autonomia e del terzo mandato, e ha parlato anche di Venezia città, e forse è un indizio di qualcosa sul suo futuro. La politica dunque, ma poi c'è anche molto la cronaca, come sempre. Torneremo fra pochissimo a parlare del professore, dell'insegnante accoltellato a Bassano del Grappa, accoltellato alla schiena per una sigaretta negata. Come sapete è stato fermato l'uomo accusato di averlo accoltellato, un'accusa molto pesante, quella di tentato omicidio, ed è un 33enne originario del Trevigiano. Quindi gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda. Altre notizie di cronaca, una in particolare con la quale apriamo, che riguarda il virus West Nile, perché c'è un'anziana della provincia di Rovigo, Adriana Meneghelli, un 81enne di Castelmalsa, che è la prima vittima in Veneto per il virus West Nile. La donna soffriva di patologie pregresse, nei giorni scorsi ha accusato febbre alta e sintomi neurologici che il 22 agosto ne hanno reso necessario il ricovero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, dove le è stata riscontrata la forma neuroinvasiva degenerata in encefalite. La morte è avvenuta nel giro di 24 ore. Sul fronte del virus chikungunya invece, lo abbiamo raccontato ieri, soltanto ieri, punto della regione, era stato aggiornato il numero di casi autoctoni in Veneto. È un caso particolare, cioè non casi che sono arrivati dall'estero, ma di casi autoctoni che sono saliti a 10, e come sappiamo sono tutti nel Veronese. Questo per quanto riguarda i virus legati alle zanzare, che come sapete sono sempre più diffusi in un periodo nel quale i cambiamenti climatici portano a conseguenze che non sono soltanto quelle del maltempo. Ancora la cronaca, con un incidente avvenuto in Val di Zoldo ieri sera, fuori strada con l'auto sottopasso Staulanza. Sono 2 feriti. Grave incidente nella serata di martedì lungo la strada provinciale 251 a pochi chilometri dal passo Staulanza in comune di Val di Zoldo. Un'auto con 3 persone a bordo è uscita di strada finendo nella scarpata. Il bilancio è di 3 feriti, uno dei quali trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano, ma nessuno miracolosamente versa in gravi condizioni. È successo intorno alle 19:30 lungo la discesa dal passo Staulanza. Alla prima curva a gomito in prossimità del bivio per Malga Fontana Fredda, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada precipitando per una ventina di metri, fermandosi contro un albero. A bordo c'erano 2 adulti e un bambino di 11 anni, tutti milanesi. Il ragazzino illeso è riuscito a risalire da solo sulla carreggiata. Ferite più serie invece per uno dei passeggeri, che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato preso in carico dall'equipe medica dell'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites di Bolzano. L'uomo alla guida ha riportato contusioni non gravi ed è stato affidato ai sanitari dell'ambulanza. Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino della Val di Zoldo, personale del 118 e carabinieri. I pompieri hanno estratto gli occupanti dal mezzo, messo in sicurezza l'auto elettrica, che successivamente è stata recuperata con l'autogru. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Altri 2 gravi incidenti stradali nel giro di poche ore, sempre ieri nell'Alta Padovana, Cadoneghe e Campodarsego. È stato ricoverato in gravi condizioni il motociclista che ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, è rimasto coinvolto nello scontro con un'auto lungo la strada regionale 307 del Santo a Cadoneghe. L'uomo è finito sull'asfalto mentre viaggiava verso Padova, dopo che un'auto che usciva da un incrocio lo ha travolto. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale. Poco prima, nel territorio di Campodarsego, un grave incidente aveva paralizzato il traffico lungo la strada provinciale 70 e anche la linea ferroviaria a causa di un trattore carico di uva sbandato e finito su un'auto di passaggio mentre attraversava il passaggio a livello di via De Toni. La strada è stata bloccata per ore. Sul posto gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese.
Le violenze, una rissa a Pieve dal Pago e un'aggressione in pizzeria a Sedico che avevamo anche raccontato nelle nostre prime edizioni. Per questi due episodi il questore di Belluno ha disposto 2 provvedimenti di DASPO urbano, colpisti 6 giovani e un uomo di 51 anni. Una rissa al bar centrale di Pieve del Pago. 6 ragazzi tra i 19 e i 22 anni, alcuni con precedenti, si affrontano a colpi proibiti. È il 28 luglio, i clienti chiamano il 112, arrivano carabinieri e polizia che riportano la calma e identificano i protagonisti. Fra loro cittadini di nazionalità albanese, romena e macedone e altri di Belluno e provincia. Poi l'episodio di Sedico, già documentato nei nostri servizi del 6 agosto scorso. Alla pizzeria da Gigino, una cena tra colleghi degenera. Un 51enne colpisce l'amico con una bottiglia, lo minaccia con un coltello, gettando nel panico gli altri avventori. 2 volanti della questura evitano il peggio e mettono in sicurezza il locale. Ora, al termine delle indagini, per entrambi i casi il questore di Belluno ha firmato 2 provvedimenti di DASPO urbano a carico di 6 persone che non potranno accedere e stazionare nei locali teatro delle violenze e in quelli vicini. La durata dei provvedimenti è variabile. Una misura preventiva che, spiegano dalla questura, serve a tutelare la sicurezza collettiva e a sconsigliare chi pensa di trasformare i luoghi di svago in scenari di violenza. I carabinieri, siamo nella Marca trevigiana, stanno tentando di fare luce sull'episodio che si è verificato sabato sera a Candelù di Macerata, quando verso le 8 una Opel scura si è avvicinata a una giovane che stava camminando. Il conducente, un uomo sulla cinquantina, avrebbe chiesto alla ragazza se volesse un passaggio, poi avrebbe insistito un'altra volta seguendola per un tratto di strada vicino alla sua abitazione. Non c'è stato alcun contatto fisico, i toni e i contorni dell'approccio però hanno provocato nella giovane donna uno stato di ansia e di paura. Lei stessa ha fatto una segnalazione ai carabinieri che ora, dopo aver ascoltato i testimoni che hanno confermato la presenza di un'auto, stanno visionando il sistema di sorveglianza. Nel Padovano, solo pochi mesi fa, la madre aveva denunciato il figlio per molestia. L'uomo era stato imposto di non avvicinarsi di più alla casa materna, divieto che non ha rispettato ed è stato arrestato dai carabinieri. Aveva ricevuto la notifica del divieto di avvicinamento alla madre solo 2 ore prima, quando un 48enne di Urbana, nella Bassa Padovana, è stato fermato dai carabinieri, allertati proprio dalla donna impaurita che l'ha visto piombare a casa. Quando sono arrivati nell'abitazione, i militari hanno trovato l'uomo e l'hanno arrestato. La madre, a luglio, aveva denunciato il figlio per maltrattamenti. Da inizio anno, infatti, da quando era mancato il marito, l'uomo si era fatto sempre più aggressivo. Prima violenza verbale, poi fisica e minacce di morte, che causavano nella vittima stati di agitazione e paura per la propria incolumità. L'uomo è stato quindi portato in camera di sicurezza nel comando di Este in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice, che è arrivata di lì a poco confermando la custodia in carcere del 48enne. Di nuovo nella Marca per parlare di furti, una delle piaghe non solo della nostra provincia, e allora c'è un imprenditore di Santa Lucia di Piave che, dopo aver installato un adeguato sistema d'allarme che ha messo in fuga i ladri, lancia dai nostri microfoni un'iniziativa popolare e soprattutto immediata sulla sicurezza, ed è una proposta che lancia ai sindaci. Se c'è un contributo, un bonus, un aiuto, perché il sistema allarme ha un costo e non tutti riescono a sostenerlo. Un bonus antifurto per tutti. La proposta arriva da Valerio Nadal, imprenditore agricolo, volto del Prosecco Doc e non solo, e presidente del Condifesa, e per questo abituato più a pensare alla prevenzione che alla cura. Un provvedimento però con a capo il comune, perché più snello e immediato rispetto ai bonus ministeriali. Dicevo proprio al nostro sindaco, che è un amico a Santa Lucia di Piave, cerchiamo di creare non un bonus ministeriale, ma cerchiamo di creare un bonus locale, in modo tale di convincere, di incentivare le aziende, ma soprattutto anche i privati, di trovare delle soluzioni che siano immediate, concrete e precise. La convinzione è arrivata dopo aver sventato l'ennesimo tentativo di furto grazie al sistema
d'allarme appena installato. L'altra sera sono entrati, le telecamere li hanno ripresi e a quel punto il sistema di allarme si è acceso, si è attivato, si è illuminato a giorno tutta l'azienda. A quel punto loro hanno visto che in quel momento erano visti chiaramente e hanno cercato la via di fuga immediata, hanno aperto il cancello e sono fuggiti. Un successo che però a Nadal è costato poco meno di 20.000 euro, un investimento non certo alla portata di tutti. Ecco dunque la proposta di un incentivo comunale, quindi diretto e soprattutto popolare. Per cercare di fare in modo di tutelare quella sicurezza e quella libertà che per noi è sacrosanta a casa nostra. Ma stiamo scherzando? A casa nostra non siamo più liberi. Questo è il problema grosso. Oggi la sera noi non possiamo neanche più muoverci da casa perché la moglie oppure l'anziano che vive in casa insieme, uno non può più andare via qualche giorno in ferie perché l'anziano da solo non vive più, è terrorizzato a casa sua. La proprietà che è sacra deve essere tutelata. Chi meglio del sindaco o dei sindaci che si trovano tra di loro che devono tutelare non solo il territorio ma i propri cittadini. Per questo Nadal porterà questa proposta al sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte per fare massa critica sia nei confronti della regione che del governo. Del resto, tra tanti bonus, caldaie e condizionatori ma anche psicologo, sicuramente c'è spazio per la sicurezza di tutti. Il futuro dobbiamo costruirlo insieme, privati, amministrazioni, province e regioni, per cercare di essere sicuri. Purtroppo oggi a casa nostra non siamo più liberi, abbiamo paura di vivere a casa nostra. E poi c'è chi ladro lo diventa per vendetta, per essere stato licenziato, ruba nel capannone dell'azienda edile dalla quale era stato licenziato e anche danneggia 2 mezzi. Mentre il titolare era in vacanza si è introdotto nell'azienda spaccando una finestra, ha rubato diversi attrezzi e poi, non contento, ha preso a martellate 2 autocarri aziendali, devastandoli. È il 18 agosto in Viale Italia, San Vendemiano, protagonista del raid un 36enne albanese ex dipendente che avrebbe agito anche per ritorsione mosso da motivi personali ed attriti con il titolare. A dare l'allarme per i forti rumori provenienti dal capannone sono stati i vicini che hanno chiamato il 113. Dopo pochi istanti la pattuglia del commissariato di Conegliano, giunta sul posto, ha individuato l'uomo che stava cercando di scappare. Dopo un inseguimento il 36enne è stato bloccato ed arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento. All'esterno del capannone i poliziotti hanno rinvenuto un borsone con una mazzetta da muratore ed un flessibile asportati dall'azienda. L'albanese è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restano i danni sui mezzi. Tra parabrezza, fanali e finestrini infranti, portiere divelte e ammaccature varie ammontano a circa 15.000 euro. E poi i ladri che non risparmiano neanche i centri delle città, in questo caso il capoluogo di Treviso, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e anche di quelle esterne del comune. Sono i ladri che sabato pomeriggio hanno rubato una costosa borsa Gucci nella centralissima boutique Lenoir a Treviso. Sembra si tratti di professionisti specializzati proprio in furti in negozi di lusso. Ore contate per i ladri che sabato pomeriggio hanno messo a segno il furto di una costosa borsa di Gucci da Lenoir nella centralissima piazza Indipendenza. Come Arsenio Lupin e Margot, la coppia di Manolesta è entrata nella lussuosa boutique con affaccio su Palazzo dei 300 poco dopo l'orario di apertura pomeridiana. Con un piano evidentemente studiato a tavolino nei minimi dettagli, i due si sono divisi e si sono rivolti a 2 dipendenti. Tutti e 2 hanno chiesto cose diverse, logicamente. Chiedendo cose diverse, lei, che aveva la borsa a tracolla sulla spalla sinistra, si è avvicinata alle borse chiedendo delle calzature. E il ragazzo è sceso a prendere le calzature, mentre chiedeva, spostava con la mano destra la borsa che sarebbe rimasta in modo da non creare il buco, cosa che ho visto con molta attenzione, perché meno male che ci sono i video e quindi dai video si risale facilmente. Anche con la polizia si può collaborare molto bene perché riescono a individuare e hanno individuato
credo, non lo so per carità, i personaggi. 2 professionisti sicuramente. Distraendo con queste mosse i venditori, la donna ha infilato una borsa di Gucci del valore di circa 2.000 euro dentro la borsa più grande che aveva a tracolla. A creare il diversivo per farli allontanare è stato infine un terzo complice. Sempre scoperto guardando il video, una terza persona era poi arrivata, sempre del gruppo, perché si capisce da come si presentano quando poi hanno il borsello così crossbody, insomma si capisce, ha guardato, ha visto se l'altra, si sono un po' parlati con lo sguardo, si era conclusa la cosa, è stato dentro 1 minuto e poi è uscito 1 minuto dopo degli altri. I dipendenti si accorgono subito del furto. Uno è uscito di corsa dalla boutique per vedere se riusciva a rintracciare i ladri, ma questi si erano già dileguati. È stata quindi avvisata la polizia, che ora conduce le indagini. I 3, che dall'aspetto sembravano turisti sudamericani, potrebbero appartenere ad una banda specializzata in questo tipo di furti in negozi di lusso. Parliamo adesso di occupazioni abusive, andiamo a Spinea da Filippo Fois e Alberto Pivetta. Parliamo di un 35enne che ha sfondato un muro occupando una casa pubblica di Insula a Spinea e che ora si trova all'interno di questa casa, ma c'è il comune che dice non possiamo intervenire, in questo caso il nuovo decreto sicurezza è inapplicabile. Ce lo dice proprio in diretta il vice sindaco di Spinea con Filippo Fois. Davvero una notizia e una vicenda incredibile. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Il nuovo decreto sicurezza era stato sbandierato come quello che avrebbe messo fine a certe occupazioni abusive, in realtà non è applicabile, ci ricordavano da studio giustamente. Per quale motivo? Le chiedo subito, vice sindaco di Tadi, per quale motivo non può essere applicato? Allora, quando l'immobile non è stato assegnato, quindi non c'è praticamente un'abitazione principale, essendo appunto l'immobile comunque del Comune di Venezia, non del Comune di Spinea, ma non assegnato, quindi libero, il decreto sicurezza non può essere assolutamente applicato. Quindi chi è dentro rimane dentro. Noi sappiamo, in questo momento ci troviamo in un dedalo, mi verrebbe da dire, di sottoportici, in un'area che è tutta di edilizia pubblica. Quanti appartamenti ci sono? Qui tra l'altro quello occupato è proprio alle nostre spalle. Ma allora, innanzitutto gli immobili dobbiamo precisare. Qui comunque è un'area densamente popolata come quartiere, ma ci sono molte attività commerciali, ci sono degli studi professionali, c'è della bravissima gente qui all'interno di questo quartiere e purtroppo nei 164 alloggi del Comune di Venezia alcuni alloggi appunto sono ancora liberi ed è successo per la seconda volta da quando ci siamo insediati, quindi la volta precedente è stato proprio lo scorso anno, il 14 di agosto, adesso è la seconda volta che proprio buttano giù il muro di un appartamento che era stato chiuso dal Comune di Venezia, proprio per evitarne che venisse abusivamente occupati e probabilmente anche con la complicità degli altri che hanno occupato abusivamente altri immobili. Sono entrati per occuparlo, ecco, questo non è assolutamente tollerabile. È una situazione molto delicata, è una mamma di 35 anni con 2 figli minorenni, sono più o meno adolescenti, credo 12 e 15 anni, qualcuno ha avuto modo di parlare con lei del Comune di Spinea? Allora, come amministrazione, le dico la verità, non ancora, nel senso che la signora dalle informazioni che abbiamo al momento non si è ancora rivolta ai servizi sociali. Certo che il Comune rimane a disposizione, come è sempre stato, per seguire i casi ovviamente che hanno necessità di particolare attenzione. Ad oggi la signora non si è rivolta al Comune, noi comunque rimaniamo disponibili, però adesso è un caso appunto che va attenzionato. Certo. Dunque, ci sono circa 164 appartamenti di edilizia pubblica del Comune di Venezia in questo complesso, ne sono una cinquantina sono ancora liberi, ma comunque c'è un piano di alienazione, cioè per vendere tutto ai privati. Certo, assolutamente. Allora, quello che abbiamo fatto proprio come amministrazione, siccome per riqualificare questo quartiere è necessario che questi immobili vengano appunto acquistati, vengano venduti, infatti fin da subito, e devo anche ringraziare comunque sia l'assessore Venturini del Comune di Venezia che lo stesso sindaco Brugnaro, che si è da sempre messo a disposizione, abbiamo interloquito assieme, abbiamo ragionato e abbiamo già portato avanti un intervento importante, che è quello di un piano di alienazione che farà il Comune di Venezia per vendere questi alloggi.
Grazie al vice sindaco Emanuele Di Tadi, vice sindaco di Spinea. Per ora da qui è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois. Allora torniamo a parlare della vicenda del prof accoltellato a Bassano. 33 anni, origini trevigiane, senza fissa dimora, l'uomo in carcere con l'accusa di tentato omicidio in carcere a Vicenza. Rivediamo come si è arrivati a lui e poi andiamo subito da Monica Smiderle. Per una sigaretta rifiutata ha accoltellato una persona. Grazie ad una sigaretta che gli è stata offerta è stato fermato. È un 30enne italiano, il presunto responsabile dell'aggressione avvenuta nelle prime ore di lunedì 25 ai danni di un professore del liceo Brocchi di Bassano. Il giovane è stato fermato alla stazione ferroviaria dai carabinieri che da 24 ore indagavano sulla vicenda con la collaborazione della polizia locale. Gli uomini dell'Arma già nell'immediatezza del fatto avevano controllato la zona residenziale di Viale 11 Febbraio nei pressi delle poste centrali. Sono state le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale passate al setaccio per diverse ore a stringere il cerchio attorno ad una persona che corrispondeva alla descrizione resa da alcuni testimoni del fatto e della fuga del 30enne. Incrociando le informazioni e i passaggi delle ore precedenti e successive all'aggressione nella zona circostante fino alle vie del centro, è stato possibile tracciare un identikit del ricercato. In particolare sarebbe stato l'occhio elettronico di Via Marinali a riprenderlo con maggiore dettaglio. Con questa immagine alla mano i carabinieri hanno iniziato a raccogliere altre testimonianze, sia per la fisionomia del soggetto, sia per il dettaglio delle calzature di colore rosso che indossava. Proprio questo particolare ha attirato l'attenzione di un tassista, uno dei 12 in servizio alla stazione di Bassano. Offrendogli una sigaretta ha avuto così modo di intrattenerlo mentre sopraggiungevano in breve tempo le pattuglie dei carabinieri che lo hanno identificato e portato in stato di fermo in caserma per i primi accertamenti e l'interrogatorio a cura del magistrato di turno. Resta da capire il movente del fatto e quale accusa sarà formulata nei confronti del giovane, che non risulta avere altri precedenti a carico, ma una situazione personale difficile. A poca distanza dal luogo dell'aggressione hanno sede i servizi sociosanitari dell'ULSS 7, raggiungibili in pochi minuti proprio dalla stazione dove è stato fermato. Così ieri Mirko Cavallin ci raccontava come è stato fermato. L'accusa è stata formulata, tentato omicidio molto pesante, in carcere a Vicenza il 33enne di origini trevigiane, ma Monica Smiderle è in collegamento in diretta con uno delle persone che ha portato al suo arresto, l'uomo chiave, il tassista che lo ha intrattenuto fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, l'uomo chiave nell'arresto del 33enne accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento del professore del liceo Brocchi è Fabio Gortan, il tassista grazie al quale ieri è stata segnalata la presenza dell'uomo qui nella stazione ferroviaria di Bassano, uomo che è stato poi arrestato dai carabinieri. Fabio, ci racconti che cosa è accaduto ieri mattina, come ha notato l'uomo, le famose scarpe rosse indossate dal 33enne? Allora, la cosa più importante è che il carabiniere al bar mi ha fatto vedere la foto e mi ha detto stai attento alle scarpe rosse. E dopo qualche ora l'ho visto qua davanti all'edicola, di cui mi è venuto a chiedere una sigaretta e io ho cercato di perdere un po' di tempo anche con l'accendino, che ho detto attendi un attimo, vado in macchina, prendi l'accendino e sono andato un attimo al bar, ho detto chiamati i carabinieri e l'ho tenuto un po' calmo, ho visto un po' tranquillo e calmo, l'ho messo a suo agio, così ho detto non fa cazzate, e dopo è andato a sedersi sulla banchina e nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine e l'hanno portato via. Non ha avuto paura, insomma, c'è sempre questa sigaretta di mezzo. Ricordiamo che, insomma, stando a quanto si è appreso, l'uomo avrebbe accoltellato il docente proprio perché il docente ha rifiutato di dargli una sigaretta. No, non ho avuto paura perché l'ho messo a suo agio e gli ho dato la sigaretta, di cui penso che dopo psicologicamente lui non era tanto a posto e ha visto che io l'ho agevolato in queste cose e si è tranquillizzato. Se faceva un'altra maniera magari lo agitavo, scappava, mi prendeva una coltellata, non si sa cosa poteva succedere, però ho visto l'individuo che aveva bisogno di tranquillità, gli ho messo la tranquillità necessaria per ottenere quello che abbiamo ottenuto. Insomma, lei ha avuto grande coraggio. L'uomo come si è comportato all'arrivo dei carabinieri? Ma
ma ho visto che era tranquillo, là non ha opposto resistenza. No, non ha opposto resistenza, l'ho visto tranquillo. Però anche lui psicologicamente non era a posto, per quello era tranquillo, perché se uno non è psicologicamente a posto non reagisce in quel modo là, neanche non viene qua in stazione a farsi vedere con le scarpe rosse, perché le scarpe rosse è stata la cosa che ho notato prima di tutto. E evidentemente ha problemi grossi. Lei l'aveva già notato qui in stazione, ricordiamo che Fabio Gortana è un tassista, quindi frequenta quotidianamente la stazione ferroviaria. Non l'avevo mai notato, non l'ho mai visto in giro, era una persona nuova per me, non l'avevo mai visto. Però è stato la cosa più importante che il carabiniere mi abbia fatto vedere la foto. Quella è stata la cosa più importante, che dovrebbe essere una cosa più diffusa quando succedono queste cose, così la gente anche si rende conto chi è la persona, non tenere sempre nascosto. Maggiore coinvolgimento anche da parte della cittadinanza, fondamentale appunto l'identikit. Sì, importantissimo sarebbe l'identikit, perché questo è servito per farlo arrestare. Se io non vedevo la foto mai non avrei pensato che lui fosse l'accoltellatore, anche vedendolo era una persona tranquillissima di cui mai non avrei sospettato di questa cosa. Insomma, Fabio Gortana oggi è l'uomo chiave nell'arresto, ma oggi è l'eroe di Bassano, lo fermano tutti e lo ringraziano perché ha contribuito davvero in maniera fondamentale all'arresto dell'uomo che, ricordiamo ancora una volta, Nicola, ora si trova in carcere al San Pio X di Vicenza e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Grazie davvero a Monica Smiderle, grazie Andrea Benetti e grazie anche ovviamente a Fabio, il tassista. Da Bassano a Treviso, e qui parliamo di un'altra problematica di cui abbiamo spesso parlato, quello delle baby gang in centro. Siamo in una zona peraltro a pochi passi da via Castelmenardo, teatro dell'efferato omicidio tra giovani che ha sconvolto Treviso. C'è stato un raid di una quindicina di giovanissimi ieri sera, ma ce lo racconta direttamente Lucio Zanato con la protagonista. Buongiorno Lucio. Ti accogliamo. Buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono qua con Maria Rossetto che voi conoscete perché è un volto anche della solidarietà. Il suo ristorante ogni anno organizza un pranzo e una cena di solidarietà con gli ultimi, che ha sempre un grande successo sia per quanto riguarda la solidarietà a queste persone che per quanto riguarda poi la raccolta fondi per attività sempre benefiche. Però questa beneficenza non porta bene, perché qui da un po' di settimane lei è nel mirino di questo gruppo di giovani. Che cosa fanno? Ma arrivano qua, si siedono, danno pugni sulle fioriere che me l'hanno rotta, buttano le sigarette per terra, vanno a prendere le bottiglie dell'acqua, la cola, o non so, io non gli do da bere, non gli do niente e fanno un disastro qui. E io non ce la faccio più perché sono dai 10 ai 15, 17 persone. Esco fuori, li mando via. Loro mi aggrediscono e alla fine devo chiamare la questura che vengano qui. Insomma, lei si sente un po' assediata? Ma certo, 2 settimane che combatto con questi ragazzi, poi sono venuta alla questura alla fine per una settimana e ieri sono ritornati ancora. Io non ce la faccio più con questi ragazzi. Vorrei sapere, queste famiglie, se lo sanno cosa fanno questi ragazzi, perché prendono quell'accendino per bruciare i tavoli e fanno un macello quando io chiudo l'osteria. Quando arrivo trovo il macello. E quindi l'appello è quello di maggiore sicurezza in questa zona, che siamo nel cuore di Treviso, siamo alla Cae de Oro, che storicamente è veramente il cuore di Treviso. Ma in effetti ormai lo sanno che qui vengono, perché sono già venuti 2 o 3 volte, ma il problema non si risolve. Io ringrazio che sono bravissimi, che arrivano subito e tutto quanto. Le forze dell'ordine? Le forze dell'ordine, li ringrazio tutti perché quando chiamo nel giro di 5 minuti arrivano, però Lucio. Il problema non riusciamo a risolverlo, ecco, anche perché questi hanno le mani legate e non posso fare niente a sti ragazzi. Io chiedo che ci sia una legge che sti ragazzi sono minorenni, bene, che li mandano a fare i lavori della città, a pulire la città, qualcosa devono fare, no così, perché tanto loro lo sanno che non posso fare niente e loro se ne fregano. E io Lucio, sono arrabbiata. ti posso chiedere Grazie. Ti posso chiedere, Lucio, se puoi chiedere la tua Aspetta un ospite? secondo.
Aspetta. Sì. Aspetta un secondo. Sì. Parla pure. Sì, no, volevo chiedere se, buongiorno signora, secondo lei, visto che tanti benefici a quanto pare ha portato la zona rossa in via Roma, potrebbe esserci necessario chiedere al Comune l'attuazione di una zona rossa anche dalle vostre parti, il ritorno della zona rossa a Treviso? Ma guardi, io direi proprio di sì, perché non è solo nella mia via, ma anche le altre vie, via De Rossi, esempio ieri sera dei ragazzini in 3-4 hanno pedate su per i portoni, io sono andata, cioè qui ormai è un casino, perché sono abbastanza nascosti qui. Questo è il problema. Quindi servirebbe anche una telecamera? Ma io chiederei veramente una telecamera qui, per avere un po' di sicurezza e per vedere chi c'è. Ecco, questa è la situazione qui in via Caede Oro. Se tu hai altre domande, se no ti restituisco la linea. Grazie, ti ringrazio Lucio, grazie anche alla titolare dello storico locale in centro a Treviso. Noi andiamo invece a Vicenza per parlare di TAV, perché c'è ovviamente i lavori della TAV, i progetti dei lavori della TAV, e si prosegue anche con i blitz delle forze dell'ordine. Abbiamo parlato prima di occupazione abusiva a Spinea, di chi occupa ancora le palazzine destinate all'abbattimento. Il punto della situazione a Vicenza con Daniele Garbin, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, conferma, è proprio questo il tema questa mattina con me Angelo Tonello, consigliere delegato alla TAV. Buongiorno a tutti. Ecco, la situazione è questa: dal fine di luglio e anche il mese di agosto sono stati utilizzati per cominciare a svuotare i primi condomini in comune, in centro proprio a Vicenza. Siamo in viale San Lazzaro, questo è il numero 13, alle nostre spalle è proprio questo uno degli edifici. Ricordiamo 190 le famiglie che sono state sgomberate, srattate, una ventina poi sono rimaste da essere affidati ai servizi sociali, un'imponente operazione, ma ora questi edifici prima dell'effettivo abbattimento devono essere svuotati. Ne approfittano ovviamente sbandati balordi che in qualche modo anche qui vicino pensano di poter entrare e trovare un loro alloggio magari a tempo indeterminato. Ecco, su questo si sono concentrati dei blitz nei giorni scorsi delle forze dell'ordine, i carabinieri solo ieri. È necessario però mettere dei sigilli, ma non solo dei sigilli formali, ma proprio dei blocchi di cemento. Com'è la situazione, consigliere? Allora, la situazione è che attualmente i condomini sono stati tutti quanti sgomberati e controllati dalla forza pubblica. I RICAV lunedì e martedì, quindi l'altro ieri, si è occupata di risigillare tutti quanti i condomini che erano stati appunto oggetto di occupazioni, e hanno anche rafforzato quella che è la vigilanza privata, e quindi rafforzando la vigilanza privata questo permetterà di intervenire ancora più prontamente per evitare nuove occupazioni e ripristinare eventualmente le sigillature, i condomini, in maniera appunto da evitare che le persone entrino al loro interno. Ecco, diciamo che è un'operazione complessa, si diceva prima si attende lo svuotamento, però per risolvere la radice a questo problema andranno demoliti effettivamente. Ecco, quando razionalmente, così ragionevolmente si pensa sarà possibile cominciare ad abbattere questi condomini? Allora, il primo dei condomini che sarà abbattuto è quello a fianco a questo condominio che state vedendo e si trova subito alle nostre spalle. Quel condominio sarà abbattuto nelle prossime settimane. Gli restanti condomini, tra cui appunto questo che è stato oggetto di occupazione, invece sarà abbattuto tra settembre e ottobre. Queste sono più o meno le attuali previsioni che ci ha dato IRICAV. Ecco, quindi nel frattempo bisognerà comunque intensificare la vigilanza, ecco perché questo è il motivo. Sì, infatti allora nel momento in cui i condomini sono stati appunto liberati, sono usciti gli ultimi residenti, i condomini erano stati sigillati e c'era già la vigilanza privata che controllava la situazione e che si è accorta, diciamo così, che nei giorni precedenti c'erano state appunto le infrazioni delle sigillature che erano state poste. Chiaramente adesso, per evitare nuove occupazioni, la vigilanza è stata ulteriormente rafforzata, quindi ci saranno molti più passaggi a vigilanza privata. Allora intanto grazie, noi continueremo a seguire le vicende, l'evolversi, la ringraziamo, buon lavoro. Grazie a voi. Ecco, per il momento allora da tutto a Vicenza, Nicola, restituisco la linea.
Grazie a Daniele Garbin. Adesso a Padova per tornare a parlare purtroppo di sindaci nel mirino degli haters, ma che arrivano ben oltre le minacce verbali. A Solesino sfasciata l'auto del primo cittadino, è ospite insieme a Chiara Gaiani. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, ringrazio Elvi Bentani che è sindaco di Solesino. Il tutto è accaduto domenica mattina, giorno in cui a Solesino ci sono le varie funzioni religiose, ma è anche giorno di mercato, quindi la piazza dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto era davvero piena di auto e questo vandalo che si è appunto avvicinato alla macchina del sindaco, ma le immagini della telecamera, adesso ce lo racconterà il sindaco, hanno proprio visto come l'ha cercata l'auto del sindaco, è arrivato in scooter con il casco in testa, c'erano appunto persone che giravano, ci sono le telecamere di videosorveglianza, ma ha puntato la sua auto, sindaco. Purtroppo sì, dal controllo dell'impianto di videosorveglianza che si trova presso la sala operativa della polizia locale abbiamo avuto modo di vedere che il soggetto malavitoso ha cercato un veicolo in particolare, cercava un veicolo in particolare, è andato prima sul retro del municipio, poi è entrato in questo appunto nella piazza Matri di Cefalonia e si è posizionato proprio in questo punto da dove stiamo parlando. Ha aperto in modo disinvolto, mantenendo comunque il casco addosso, dal bauletto dietro dello scooterone un oggetto metallico, il cosiddetto piede di porco, e ha agito direttamente sulla portiera della mia auto. L'ha aperta, diciamo, è entrato prima davanti, poi all'arrivo di alcuni cittadini che transitavano a piedi per arrivare al loro veicolo con la spesa, ma si è girato di spalle, ha fatto finta di risalire sullo scooterone, in realtà poi ha continuato la sua azione delittuosa aprendo anche la porta sul retro e cercando non so cosa. Insomma, il mio timore è, visto che non avevo nessun oggetto di valore all'interno, che abbia in realtà poi messo lui qualcosa dentro, magari qualche sostanza illecita, e che possa creare a me dei guai, insomma, tanto che andrò a fare un'integrazione della mia denuncia alla caserma locale per segnare questa cosa e chiedere appunto che venga fatta una bonifica o un verificato che se ci sia qualcosa di anomalo presso il mio veicolo. Ecco, lei è già stato dal carrozziere, quindi i danni sono meno evidenti, però lei dice ha paura, sindaco, perché ha proprio cercato il mio veicolo, era una giornata in cui c'era tanta gente che si muoveva, questo non la sta facendo star tranquilla. No, indubbiamente ti fa vivere male, sia per paura nei miei confronti, ma anche nella mia famiglia, o paura anche nei confronti di tutti i miei collaboratori o dipendenti comunali. È avvenuto, ripeto, in pieno giorno alle 11 del mattino, non siamo nel Bronx, e per cui senza nessun timore, anche ripreso dal sistema di videosorveglianza, con molte persone che transitavano a piedi, per cui non oso pensare cosa fosse successo se qualche signora si fosse avvicinata gridando cosa stai facendo sull'auto del sindaco. È veramente un fatto increscioso che ti lascia molta amarezza. L'augurio che in realtà sia sì solo un tentativo di furto, però il fatto che non ha guardato all'interno nessun veicolo presente in piazza per vedere se c'era qualche oggetto, qualche borsa lasciata purtroppo da qualche concittadina, in realtà ha agito e è venuto direttamente sul mio veicolo. Hai idea di che potrebbe essere stato, sindaco? O perché è accaduta una cosa simile? Ma chi possa essere stato non ho idea, anche perché io non ho mai fatto nulla di male e comunque sono costantemente in mezzo alla gente, per cui non ho nulla da nascondere. Il perché possono accadere queste cose non lo so. Una cosa è certa, che se anche le forze politiche delle minoranze in questo comune come in tantissimi altri comuni della provincia o d'Italia, che facessero l'opposizione su fatti concreti e non inventandosi bugie, inventando menzogne e buttando fango addosso gratuito agli amministratori che non fanno altro che lavorare tutto il giorno per il bene della propria comunità, e magari facessero delle opposizioni serie, probabilmente si alimenterebbero meno tensioni sociali e qualche squilibrato non avrebbe dei colpi di testa. Insomma, tante volte
la dialettica politica tende ad aumentare i toni, questo sostiene il sindaco. Noi invece vi facciamo sentire, ringraziamo il sindaco Elvi Bentani, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, vi lascerei all'intervista che abbiamo raccolto con il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro, che da qualche mese vive sotto protezione dei carabinieri. Lei ormai da più di qualche mese vive con la scorta sindaci minacciati, sindaci che vengono proprio minacciati di morte, quindi hanno bisogno della protezione. È difficile il vostro lavoro? Ma sì, a volte è anche paradossale, perché i sindaci sono l'istituzione che c'è sul territorio e spesso viene vista come l'istituzione che deve risolvere tutto, che è colpevole di tutto. Questo lo viviamo quotidianamente. E poi ci sono queste digressioni, chiamiamole anche violente, dove ad esempio anche nel caso di specie la vicenda si era conclusa e riguardava una situazione che non ho gestito io, perché si era già chiusa quando io sono stato eletto. La ricordiamo velocemente questa vicenda? Sì, la vicenda parte da un'area acquistata all'asta nel tribunale, dove questa azienda si era insediata e dove, a seguito della denuncia di alcuni vicini, il comune aveva accertato l'abuso edilizio. Alla fine della vicenda il Consiglio di Stato ha ordinato al comune di acquisire l'area, perché era già passata in proprietà comunale come prevede la legge sugli abusi edilizi, e appunto la cessazione di questa attività. Da lì è partita questa escalation che oggi ha anche dei risvolti penali e che quindi è al vaglio non solo degli inquirenti che hanno indicato gli imputati, quelli che sono stati rinviati a giudizio anche grazie a delle intercettazioni telefoniche, ma proprio ormai del giudice. Oggi il processo è in corso e vediamo come si svilupperà e speriamo che queste persone che hanno incendiato la macchina del capo ufficio tecnico e addirittura una casa, la macchina e la casa di alcuni cittadini, vengano puniti e venga accertata la responsabilità che il tribunale sta verificando. Con la sua vita è un po' cambiata. Ma no, da questo punto di vista devo dire no, perché le prime settimane, i primi mesi sono stati ovviamente un po' particolari, perché non si sapeva chi fossero i soggetti coinvolti, non si sapevano le dinamiche. Oggi, dopo tutta l'attività degli inquirenti, della procura, che ringrazio, e dell'Arma dei Carabinieri, che ci sono stati veramente vicini, ho potuto vivere una vita assolutamente normale, e quindi poi la misura di sicurezza, come dico, ricordo sempre, non era una scorta vera e propria come siamo abituati a vedere H24 eccetera, era una misura di protezione che si dipanava in certi controlli straordinari, anche fissi, ma importanti, però svolti dai carabinieri con estrema professionalità. I sindaci sotto attacco, e anche questo un tema politico. Ripartiremo dalla politica subito dopo la pubblicità. Con noi ci sarà il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, e ripartiremo dalla pubblicità, così lo commentiamo subito, con le parole ieri sera del governatore Luca Zaia, che a Mestre era intervistato da Francesca Fagnali, la nota giornalista e conduttrice di Belve. Parole con stoccate agli alleati sul terzo mandato, anche sull'autonomia, e anche parole su Venezia che sembrano far pendere la bilancia del suo futuro anche con la corsa a sindaco di Venezia. Ripartiremo proprio da Zaia e avremo con noi Luca De Carlo fra pochissimo. Venezia ha fragilità, ha sensibilità e ha, bisogno di misure straordinarie per la sua gestione. E quindi io spero vivamente che la politica, non solo quella veneta ma nazionale, si renda conto che questo non è un parco giochi. Guardate, a me fa male, come a tutti i veneti, pensare che quando tu vai a Roma l'ultimo problema che hanno è pensare a Venezia, tanto è pieno di turisti, ma non funziona così. Venezia
è unica nel suo genere, è l'unico museo open air che esiste, che ha 1100 anni di storia, e fra l'altro vissuto, cioè non è che è una roba tipo i villaggi di Cinecittà che dice sì sono belli ma non c'è nessuno. Qui ci sono 50.000 abitanti nella città storica, poi c'è Mestre che è un'altra partita importante, e quindi penso che la vera sfida di Venezia in questa fase, in queste ore, sia quella di pretendere che nella nuova modifica della Costituzione ci sia il riconoscimento di Venezia come città-stato. La lista Zaia non è che è stata accolta con la fanfara proprio dai suoi alleati, che ha preso un po' un colpo a tutti. No, però guarda, in tutta onestà, la lista Zaia non è mai stato un soggetto politico. Alle ultime elezioni ha portato, penso, 45-46% sì, di voti. Quindi la lista Zaia porta elettorato, sicuramente lima anche elettorato dai partiti del centrodestra, ma ne lima anche a sinistra. Il PD ha dimezzato i voti con la lista Zaia l'ultima volta. Quindi è ovvio che nessuno sia felice di vedere la lista Zaia da destra a sinistra. A Roma il suo partito si è speso abbastanza per il superamento del terzo mandato o si poteva fare di più? Ma guarda, io direi questo, che sul terzo mandato è iniziato un dibattito in tempi non sospetti e utili per fare tutto quello che serviva. Ho l'impressione che un po' tutti hanno perso tempo, visto e considerato che poi siamo arrivati ai supplementari nei quali tutti hanno iniziato a dire ma forse ci vorrebbe il terzo mandato. La mia coalizione ha presentato anche degli emendamenti, in generale il centrodestra è stato tiepido. No, a mio avviso ha troppo rimandato i compiti per casa. Tra le varie ipotesi, una delle più recenti è quella che la porta all'ENI. Ogni volta che si va a votare io ho la candidatura offerta. Però sai, adesso fai venire un'idea, pensa se uno potesse fare ENI e anche sindaco. Cioè quindi chiude tutta la partita di Marghera, la gestisce senza problemi. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, questo lo dobbiamo dire. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, tant'è vero che la Corte Costituzionale si è espressa 3 volte su questo tema. Ma perché non si va avanti? Perché io penso che ci sia ancora molto da lavorare sotto profilo culturale. Dopodiché siamo pronti per queste prime 3 materie per fare una prima intesa. Però è pur vero che insomma a Roma quando vai lì a parlare di autonomia gli viene l'orticaria, cioè non è che fanno i salti di gioia, non capendo che l'autonomia serve di più al sud che al nord. E io penso che sia verosimile che prima della chiusura di questo mandato in regione comunque si possa arrivare, qualcuno dice magari anche prima di fine estate, si possa arrivare a formulare questa prima intesa sulle 3 materie. È innegabile che la Lega abbia portato avanti questa battaglia negli anni e oggettivamente porta in dote tutto questo. Dopodiché se chiedi a me io dico che si dovrebbe correre molto di più e portare a casa molto di più. Capisco che le dinamiche romane sono dinamiche che portano alla sintesi dei bisogni del paese. Però la Lega al governo, no? Uno pensa che aiuta, invece? Beh, la Lega al governo ha portato a casa una legge sull'autonomia, che è la legge Calderoli, ha portato a casa l'apertura delle trattative, la difesa di tutti i ricorsi che sono stati fatti, dopodiché nel condominio, nell'assemblea condominiale ognuno si rappresenta con i propri millesimi, quindi mi sa di capire che c'è qualcuno che sa l'attico, qualcun altro c'ha il monolocale. Allora, siamo ritornati in diretta, grazie per essere con noi il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Salve, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, ripartiamo da qua perché ci dà un po' di spunti Zaia ieri. Intanto, come sempre del resto. Allora, lui dice, partiamo da qui, visto dall'ultima battuta, dice il condominio è fatto dai condomini, in questo caso il condominio del centrodestra, c'è chi ha l'attico, c'è chi ha il monolocale, qualcuno a Roma ha tirato il freno, magari lo dice anche dei suoi, però i riferimenti sono Mi fa piacere che parli di condominio, ma i millesimi sono cambiati. Nel senso che chi abitava nel scantinato oggi magari abita nell'attico, perché ha i voti diversi, ha dei millesimi diversi, però questo non c'entra nulla con le scelte generali del centrodestra, anche rispetto al terzo mandato, che è un tema per il quale ci si può dividere tra favorevoli e contrari, tra quelli che credono che se uno bene ha fatto lo possa fare in eterno
e quelli che invece credono che troppo potere concentrato in troppe poche mani dopo un po' blocchi gli stimoli altrui. Io non parlo di concentrazione di potere con un'accezione negativa, parlo semplicemente del fatto, l'ho vissuto sulla mia pelle dopo 15 anni da sindaco, che una volta tolto il tappo, in questo caso io, ci fossero degli stimoli diversi e delle iniziative diverse che oggi per esempio il nuovo sindaco sta portando avanti e che io non avevo fatto, quindi positivo. Ma questo dibattito va avanti dalla notte dei tempi, da Cincinnato in poi, cioè dall'allora Cincinnato che, come sapete, come tutti sanno, prelevato mentre arava il campo, andò a salvare la Repubblica Romana e poi si dimise immediatamente dopo, prima del termine del suo mandato. Quindi se è un dibattito che va avanti da così tanti anni e se in Italia si è deciso a seguito degli scandali in Lombardia, mi pare, sì, di limitare il numero dei mandati, credo che un dibattito interessante come questo non debba avvenire a ridosso delle scadenze elettorali, perché a ridosso delle scadenze elettorali non sembri un qualcosa costruito ad personam. Per chi? Per, in questo caso, Luca Zaia, che per me è un fuoriclasse della politica. Io non mi avete mai sentito una volta dire una cosa diversa da questa. È un grandissimo fuoriclasse. Oggi può essere utilissimo al Veneto, anche in altri contesti, dopodiché io non sono uno di quelli che fa il Toto Zaia, cioè dice dove andrà Zaia. Zaia ha lo standing, le capacità, gli agganci anche politici, è parte di un partito che è nella coalizione di centrodestra e avrà la possibilità di ritagliarsi il suo spazio oggi, domani o nel frattempo in qualche altra maniera, ma che sarà utile sicuramente non solo al Veneto, ma noi avremo questa straordinaria opportunità di regalarlo a tutto il resto d'Italia perché il suo buon governo sia in qualche maniera diffuso, un po' come l'albergo diffuso, lo Zaia diffuso. Sul regalare e sulla generosità ci arriviamo, perché ha fatto una interessante battuta, che battuta non era, insomma, alla stampa qualche giorno fa, anzi 2 giorni fa. Restando però su 2 cose, allora il terzo mandato però è partita chiusa e quindi resta nell'alveo della discussione così pur parlé. La lista Zaia è una lista, è una questione chiusa, mi pare probabilmente di sì, però non è ancora chiaro. Credo si viva però in un, diciamo così, in un equivoco. Io non credo che sia stata la lista Zaia a portare più voti a Luca Zaia al centrodestra. Io credo che sia stato Luca Zaia a tirare la lista Zaia, anche perché la lista Zaia, come era strutturata 5 anni fa, era una lista infarcita di tesserati leghisti che quindi difficilmente avrebbero loro conquistato, diciamo così, il voto fuori dai partiti. La realtà era che Luca Zaia, dopo 10 anni di buon governo, era attrattivo anche per il centro-sinistra, che dall'altra non vedeva certamente un'alternativa credibile, che era contento del buon governo del centrodestra e che quindi votava Luca Zaia. È stata la lista Zaia a beneficiare dell'ottima, diciamo così, della personalità di Luca Zaia, non il contrario, altrimenti finiamo per dare una visione un po' distorta della realtà. La realtà è governatore forte che ha dato la sua lista, non il contrario. Però per esempio se c'è un Zaia capolista comunque porterà dei voti alla Lega che magari potrebbero dar fastidio agli alleati di Fratelli d'Italia. No, guardi, a me non dà fastidio nulla. A me dà fastidio quando si disperdono i voti del centrodestra, cioè quando i voti del centrodestra vanno al centrosinistra. Mi è dato fastidio quando i voti del centrodestra a Vicenza sono andati a Possamai, che è un mio amico. Sono amico umanamente, non politicamente naturalmente. Mi è dispiaciuto quando i voti del centrodestra al secondo turno sono andati, e non per colpa di Fratelli d'Italia, al centrosinistra a Verona. A me quello dispiace. A me non dispiace che Luca Zaia oggi sia il candidato possa essere potenzialmente il candidato capolista in tutte le province della Lega. Io se avessi, e l'ho detto 1000 volte, un fuoriclasse della statura di Luca Zaia, certo che lo candiderei nelle liste di Fratelli d'Italia, perché io vengo giudicato da segretario sulla percentuale che raggiungo in ogni singola competizione elettorale. 32 alle politiche, 37 alle europee. Io voglio un partito con liste forti che anche nella prossima competizione elettorale sappia farsi valere, ma non ho un problema di rubare i voti ai colleghi amici della Lega. È il centrodestra su cui noi saremo valutati e quindi in una logica di coalizione il giorno dopo le elezioni, il giorno dopo l'esito delle elezioni, noi siamo chiamati a governare assieme ancora per 5 anni almeno e quindi non possiamo pensare
di fare ragionamenti diversi da questi. E veniamo alla generosità. Allora, la stampa.it, se non sbaglio, lei torna a parlare della questione del candidato e è una cosa che aveva, insomma, ha sempre detto, la logica, lo ha detto anche Flavio Tosi, la logica dice che i numeri sono quelli di Fratelli d'Italia, se però, lo ha detto anche Borgia, Claudio Borgia qui in prima edizione, se però la logica è quella della Realpolitik, perché non c'è solo il Veneto, c'è uno scacchiere da mettere a posto, sarà un estremo atto di generosità quello di Fratelli d'Italia, no? Guardi, tutti prendono ad esempio ciò che accadde nel 2010. Nel 2010, anche lì a seguito delle europee, il PDL arrivò 1,5 punti, credo 2, sopra la Lega. E nonostante questo fu Berlusconi che scelse, quindi Roma, non certo il territorio, che scelse Luca Zaia come governatore, lasciando con l'amaro in bocca gli esponenti del PDL naturalmente. E di Forza Italia soprattutto. Lo ha ricordato Fabio Chesqua. Che volevano dare continuità certo. al loro... Ma lì si trattava di 1,5 punti di differenza. Oggi stiamo parlando, se guardiamo come allora i dati delle europee, di un partito che fa il 37 e di un partito che fa il 14. Senza la possibilità di un candidato che è il valore aggiunto, cioè Luca Zaia, questi sono i due dati che abbiamo. È evidente che se la scelta fosse la stessa, cioè quella di premiare il partito meno forte in questo caso, senza dare alternanza, senza voler dire il centrodestra è unito comunque, senza dire che è la stessa squadra. Quando sento Salvini che dice squadra che vince non si cambia, io ricordo sempre ai miei militanti ma anche a Salvini che la squadra è la stessa, cambia semmai il bomber, il capitano. Se a fronte di questi dati che sono sproporzionati, possiamo dirci, cioè 3 volte i dati della Lega, Fratelli d'Italia dovesse cedere alla Lega o se dovessimo avere un candidato leghista sarebbe per un atto di straordinaria generosità, perché non ci sono presupposti oggettivi per i quali oggi il candidato debba essere per forza della Lega. Anzi, ci sono numeri che ci dicono l'esatto contrario. Noi tutti che di politica in qualche maniera mastichiamo, sappiamo che ci sono logiche che vanno che sono oltre i dati e che quindi sappiamo che se per questione di Realpolitik si deciderà invece di fare qualcos'altro sarà però esclusivamente proprio non un diritto acquisito dalla Lega ad avere ancora il candidato che non esiste nei numeri, ma sicuramente una scelta di grande generosità per una serie di equilibri e per una serie di visioni, credo anche di governo, ma che ci stanno, sarà una scelta di Giorgia Meloni che non posso non definire straordinariamente generosa. Allora, restando sulla Realpolitik, lei insomma un politico di navigato, la generosità va bene, però la generosità a volte ha anche una contropartita, cioè ok, io va bene, posso essere molto generoso, però generoso così a fondo perduto? Non credo, la politica non è mai a fondo perduto, nel senso che una coalizione ha sempre pesi e contrappesi, però questi credo che sia una partita che stanno giocando e che giustamente è in capo ai nostri leader che conoscono il quadro completo della situazione. Né io né Stefani potremo incidere su questa decisione se non nel fare il quadro più esaustivo completo di quella che è la situazione oggi in Veneto, che non facciamo solo noi ma che fanno le categorie produttive, che fanno gli altri alleati, perché quando Tosi dice dà una chiara indicazione di che dovrebbe essere il governatore, non lo fa perché De Carlo o Fratelli d'Italia sono più simpatici della Lega, lo fa per leggere una situazione. È evidente che in una logica di coalizione ci sono pesi e contrappesi, però non sta a me giudicare e soprattutto non vorrei che passasse quello che è il mercimonio delle vacche, cosa che a me appassiona particolarmente, quello delle vacche e dei bovini per passione personale, ma non è questo il caso. Non vorrei che la politica si riducesse io ti do questo, tu mi dai quello. No, è semplicemente una logica di coalizione che al di là dei pesi dei singoli partiti premia magari quello che è ritenuto il candidato migliore per proseguire il buon governo del centrodestra, per cui io non sono particolarmente né assillato né preoccupato. Quello che mi ha preoccupato sì è quando dall'altra parte, dalla parte dei miei alleati, c'era qualcuno che pensava che si potesse correre divisi. Ecco, questa era un'angoscia che avevo, non ci ho mai creduto, però ero angosciato dal fatto che si potesse rompere il buon governo di centrodestra con i riflessi che poi ci sarebbero stati anche sul governo nazionale. Questo non accadrà, mi sento di dirlo
con assoluta tranquillità, per cui la scelta di chi sarà il candidato non è una poi questione che non solo non mi appassiona, ma sicuramente non mi preoccupa. Anche a lei, come ci ha detto il coordinatore provinciale di Fabio Chies proprio qua in diretta, il refrain della linea del Piave non piace molto? Io lascerei il Piave a cose un po' più importanti. Diciamo che sul Piave hanno perso la vita tantissime persone, è stata la difesa di una nazione, l'Italia, non la Padania. Lo ricordo a volte perché altrimenti qualcuno si dimentica. Poi io, da uno che il Piave lo vede da sopra e non da sotto, è una linea che per me ha una certa sacralità, è un fiume sacro alla patria, l'Italia, quindi non lo scomoderei per polemiche di piccolo cabotaggio o per spuntare qualche voto in più oggi che la competizione è molto più, diciamo così, serrata di 5 anni fa. Allora, il ragionamento di De Carlo e Fratelli d'Italia, insomma, di chi dice, beh, la logica dice i numeri sono quelli, si basa sui voti europei, politiche, eccetera. Bene, allora, vediamo questa paginata di Dago Spia che dice: il primo sondaggio sullo stato di salute dei partiti effettuato dopo la settimana di Ferragosto registra un calo di 6 punti per Fratelli d'Italia rispetto alle europee 2024. Dal 29 al 23, a pesare la situazione economica del paese, la produttività calante delle imprese, un potere d'acquisto azzerato, eccetera, eccetera. Dunque, il test delle regionali d'autunno potrebbe diventare un segnale d'allarme se non la prima sconfitta? Facciamo due premesse. La prima, non credo ai sondaggi, credo, infatti ho citato solo voti, non sondaggi. La seconda, beh, insomma, il calcio d'agosto e i sondaggi d'agosto lasciano il tempo che trovano. Noi siamo molto più bravi quando lavoriamo piuttosto che quando facciamo vacanza, e quindi vedrete che non appena riprenderemo a pieno regime a risolvere i problemi degli italiani, anche solo quei pseudo sondaggi non avranno nessuna ragione d'essere. Allora, vediamo allora il lavoro, perché intanto volevo capire, chi meglio di lei ce lo può dire, come siamo messi con la composizione delle liste. Guarda, la composizione delle liste, contrariamente a quello che accade negli altri partiti, il mio amico Stefani ha raccolto lui i curricula di tutti i potenziali candidati, noi invece ci siamo dati un assetto diverso. Ogni provincia raccoglie le disponibilità alle candidature, dopodiché tutti i provinciali, anche quelli che si candideranno, che tra un po' verranno ovviamente commissariati, perché non può essere un presidente provinciale a compilare la lista di una competizione elettorale, perché ovviamente per evitare, io so che sono tutti bravi ragazzi, a cominciare da Borgia e a tutti quelli che si candideranno, quindi Silvia Caligaro, Enoch Soranzo, so che nessuno farà cose, però per dare una regola per tutti verranno commissariati. Dopodiché verranno fatte l'indirizzo che hanno avuto di fare liste forti, liste rappresentative non solo di tutte le sensibilità all'interno del partito, ma anche della società civile, cioè allargare il perimetro della nostra, diciamo così, attrattività anche a coloro i quali che si riconoscono nei nostri valori, anche senza essere tesserati di Fratelli d'Italia, ma che possono costituire un valore aggiunto. Poi faremo la sintesi, ci presenteranno i 9 candidati nelle province più grandi, 5 candidati a Belluno e a Rovigo, e nazionale e regionale verificheranno che sia stato utilizzato questo ottimo sistema, ma nel 95% dei casi sempre avvenuto, e poi daremo il via. Quindi politici, amministratori e anche società civile in queste liste? Sicuramente le liste più forti in ogni provincia. Non lasceremo nulla di intentato per avere una lista forte e rappresentativa. Se le chiedo i tempi, lei mi dice, beh, è anche legato alla data delle elezioni. I tempi li deve chiedere sempre il nostro governatore. Il nostro governatore indice la data delle elezioni, quindi a ritroso ci sarà la presentazione, il termine per la presentazione delle liste, e ovviamente quella sarà la deadline per tutti. È il segreto di Pulcinella, sarà il 23 novembre o no? Non lo so, il decreto immagino che Zaia, se vuole farlo il 23 novembre, lo faccia ai primi di ottobre, potrebbe essere questa la tempistica, per cui noi ci stiamo preparando. Sappiamo che non potrà essere oltre il 23 di novembre, e quindi saremmo preparati per quelle date. Ma secondo lei c'è qualcuno che la vorrebbe in primavera ancora le elezioni? Beh, ma magari qualcuno che la vorrebbe, non lo so, sicuramente giuridicamente non c'è nessun presupposto giuridico perché si possa spostare un'elezione democratica. Possiamo fare di tutto in Italia, abbiamo visto di tutto, credo che non. Però oggi non esistono i presupposti per farlo. Allora, pubblicità e ripartiamo, perché poi lo dite sempre voi, cioè il vostro avversario non è dentro, è all'esterno. Allora ripartiamo anche dai vostri avversari, dopo la pubblicità.
Noi per esempio ci terremmo molto che tutto questo avvenisse anche alla presenza del candidato Manildo, se dovesse essere, ma insomma sono fiducioso, e soprattutto del nostro segretario nazionale Carlo Calenda. Un vis-à-vis finale per suggellare l'alleanza. Sembra solo una questione di giorni la stretta di mano tra il leader di Azione e il candidato governatore del centro-sinistra in Veneto, quello di Nicolò Rocco, che dei calendiani è il presidente regionale. Più che un auspicio è un vero e proprio annuncio. È importante guardarsi negli occhi ed è importante anche capire se si ha la voglia di fare le stesse cose. Insomma, manca solo l'ufficialità, anche se nulla è scontato, per quanto Rocco definisca Manildo un profilo moderato. Forma e sostanza, avverte il presidente regionale di Azione, vanno di pari passo. Per esempio in Toscana il fatto che il candidato Gianni abbia detto che lui è a favore di un reddito di cittadinanza e che è contro il rigassificatore di Piombino ha posto Calenda nelle condizioni di dire: prima di buttarci in questa alleanza vediamo se ancora ci sono gli elementi programmatici. Cioè per noi è molto importante, al di là della stima per il candidato, dire: se noi un domani andiamo a governare, le cose che fanno bene alla regione, che fanno bene ai cittadini, che fanno bene alle imprese, siamo in grado di farle o non siamo in grado di farle? Intanto da Manildo arriva una proposta proprio in campo economico, quella di riequilibrare i rapporti tra grande distribuzione e negozi di vicinato, destinando una parte degli oneri di urbanizzazione legati a nuovi grandi insediamenti commerciali al sostegno degli esercizi di quartiere. La questione per Manildo riguarda le competenze urbanistiche della regione, sullo sfondo il crollo verticale di attività nei centri urbani, 2500 in meno in 12 anni. Allora, siamo rientrati, così Rocco, dunque la chiusura del cerchio, la quadratura anzi del cerchio potrebbe essere imminente, però ci sono dei dettagli da mettere a posto. Insomma, la campagna elettorale è già partita per loro, proposte quasi ogni giorno. Resta da capire voi come centrodestra, i tempi, lei ha sempre detto settembre. Mancano 3 mesi potenzialmente alle elezioni. Ricordo a tutti, ma prima a me stesso, che l'alleanza nel 2020 con l'accordo firmato tra i 3, Berlusconi, Meloni e Salvini, l'accordo, le firme le gestimmo io e Fontana, allora segretario della Lega, e fu il 7 di agosto e si votava a metà settembre, il 22 di settembre mi pare. Quindi questi erano i tempi. Oggi però già si sapeva chi era il candidato, no? Sapeva chi era il candidato, però per il centrodestra cambia poco perché, ripeto, una volta chiuso il pacchetto e tenuto insieme il centrodestra, chi sarà il candidato è un dettaglio importante, per amor di Dio, ma non dirimente. Cioè, la cosa importante in Veneto è andare uniti e la coalizione. Dopodiché chi sarà, posto che non abbiamo più il fuoriclasse alla Zaia, quindi sia che lo schieri Fratelli d'Italia, sia che lo schieri Lega, sia che lo schieri Forza Italia, sarà una figura, sì, magari anche molto meno conosciuta del nostro governatore, ma che sicuramente poi crescerà e nei 10 anni sarà una figura riconosciuta. Però ad oggi sarà difficile avere un bomber, quindi sarà sicuramente una persona moderata che saprà rappresentare il centrodestra. Il centrosinistra ha una partita inversa, cioè può permettersi di scegliere ben prima il candidato e poi fare una campagna lunga cercando di erodere quanto più possibile i voti al centrodestra, ma ripeto, sia 5 anni fa che oggi i tempi quelli saranno. Non è che ogni... È un falso problema, dice lei. No, è un problema che deriva dal fatto che la querel sul terzo mandato e poi la querel del fine, diciamo, del fine Zaia ha allungato molto questa discussione sulla campagna elettorale, anche giornalisticamente e mediaticamente, perché se noi andassimo a vedere invece in qualsiasi altra realtà quando si sceglie il candidato, Gianni adesso ma si vota prima, quindi non c'è un problema di tempo, qui c'è un problema, e non è neanche un problema di rituale, è un problema di quadro della situazione che poi aiuti non solo a vincere in Veneto, ma magari riuscire a spuntare anche qualche regione come la Campania, che ad oggi è governata, secondo me, male dal centro-sinistra e che un domani potremmo strappare al centro-sinistra. Intanto però, vediamo qua dal PC, campeggiano anche questi manifesti. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è
non c'è, abbiamo sempre parlato di campagne elettorali o comunque di campagne politiche che viaggiano ormai sui social. C'è ancora chi crede insomma nel vecchio sistema del manifesto? Ma io credo che la verità stia sempre nel mezzo, la virtù stia sempre nel mezzo, no? Quindi ci sono magari persone che non usano i social o che magari lo usano e ne sono ormai quasi stufi, e persone che magari lo incrociano meglio un messaggio come questo. Questa non è una campagna elettorale, perché io non sono candidato a nulla, è semplicemente il ricordo di un impegno, quello che ho preso per la montagna, con le cose fatte e con le cose che a breve alla riapertura faremo, specialmente sull'approvazione appunto sulla legge della montagna dopo tanti anni di ritardo che andremo a fare. Quindi ho ritenuto di voler ricordare le cose che abbiamo fatto e gli impegni che ci siamo presi, e quindi questa è una campagna barra montagna su tutta la provincia di Belluno, sia a livello di affissioni sia a livello di volantinaggio casa per casa. Non è ancora candidato, ma lo sarà? Nel 2027 io sarò candidato, spero che mi ricandidino per il ruolo che svolgo ad oggi in Parlamento al Senato. Faccio il presidente di una delle commissioni più importanti, Commissione Agricoltura, Industria, Turismo e Commercio, che mi impegna, del quale non ho imparato ancora tutti i segreti, e quindi credo che... Quindi lei si tira fuori dalle questioni regionali? Io non mi sono mai messo nella questione regionale, io ho sempre detto che c'era la possibilità per il mio partito, vista la crescita non solo esponenziale dei nostri elettori, ma anche la crescita della classe dirigente sui territori. Noi oggi abbiamo tutti i territori che sono ben rappresentati, anche nei comuni, nelle province e in regione stessa, da potenziali candidati che potrebbero svolgere quel ruolo in maniera assolutamente precisa e puntuale, per cui noi siamo tanti, anche di Fratelli d'Italia, come tanti sono quelli della Lega, e quindi i nostri leader avranno solo l'imbarazzo della scelta. Quindi lei guarda le politiche 2027? Io guardo il compito che mi è stato assegnato da Giorgia Meloni, che è quello di far crescere il partito a livello locale, facendo il coordinatore da oltre 2000 giorni ormai regionali. Mi è stato assegnato il compito di far funzionare al meglio una commissione che mi assorbe per tantissimo del mio tempo, e quindi quello è il mio mandato fino al 2027. Poi al 2027 mi auguro di aver lavorato bene, quindi di riguadagnarmi prima la candidatura e poi eventualmente anche l'elezione. Però se a settembre Giorgia Meloni la chiama al telefono e dice: Luca, abbiamo la quadratura, sarà un candidato di Fratelli d'Italia e il tuo nome è quello, lei non dice di no, ovviamente. Non conosco nessuno che abbia detto di no alla Meloni e sia ancora vivo, nel senso buono, naturalmente politico, scherzo, ovviamente. E qui insomma nel caso dovesse... Mi auguro non accada, insomma, ecco, questo io. Le augura che non... Mi auguro che nel novero dei tantissimi candidati che ci sono Giorgia sappia fare una scelta migliore della mia, ecco, mettiamola così. Allora, un Luca De Carlo modesto, ma... No, guardi, io di modesto non ho nulla, anzi. Va bene. Però sono abbastanza realista e quindi mi concentro sulle cose che mi è stato chiesto di fare. Perché il suo nome bene. È sempre stato lì, eh? È normale, è il segretario del partito, quando uno vuole tenere la posizione ci mette il segretario del partito. Anche perché si sa magari che il segretario del partito è stato scelto proprio perché ha determinate caratteristiche, tra le quali quelle di montarsi poco la testa, contrariamente magari ad altri. Allora, siamo quasi in chiusura, però le volevo far commentare anche questo. Andiamo al Lido di Venezia. Questa sera poi ci collegheremo anche con il nostro Lorenzo Maier, perché è la serata di apertura, ci sarà il film di Paolo Sorrentino, La Grazia, che è l'apertura della mostra del cinema. Il nostro Lorenzo Maier lo sta intervistando proprio in queste ore, avremo un servizio proprio con lui. Però è una mostra del cinema particolare perché si viaggia sul doppio binario, da una parte lo spettacolo, i divi, il cinema, e dall'altra però c'è l'ombra di Gaza, l'ombra del clima internazionale certamente difficile, che si riflette sia sulla sicurezza e anche sulle manifestazioni pro-PAL. Allora, vediamo questi due servizi e poi commentiamo. Non meno di 350 persone al giorno vigileranno 24 ore su 24 sulla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dalla preapertura fino al 6 settembre, giorno della conclusione. Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, in sopralluogo al Lido, spiega come sarà coordinato il delicato e imponente sistema di sicurezza. Massima attenzione ma nessun allarmismo.
perché il festival in fondo è sempre stato al centro dello scacchiere internazionale. I rinforzi arriveranno come ogni anno, ci saranno rinforzi esterni piuttosto consistenti, circa 350 uomini quotidiani in più, oltre agli assetti territoriali. La Mostra del Cinema è sempre un evento assolutamente di grande rilevanza internazionale e come tutti gli eventi di grande rilevanza internazionale va vigilata con grande attenzione, con un dispositivo assolutamente rilevante ed importante, perché è un grande palcoscenico e nei grandi palcoscenici ci possono essere iniziative sia estemporanee sia iniziative organizzate legate a manifestazioni di protesta. Ecco perché non è stata decretata la zona rossa. In realtà la Mostra del Cinema ha una sua cornice di sicurezza che è ancora più elevata rispetto all'ordinaria zona rossa, una cornice di sicurezza, come è noto, con una previsione di varchi e di delimitazione dell'area di massima sicurezza. È un sistema già articolato e complesso che prevede già di per sé una cornice di sicurezza piuttosto elevata. Prevedere una zona rossa vorrebbe dire prevedere qualcosa di meno rispetto a quello che è già sperimentato da anni. Intanto il parroco di Marghera, Don Alino Capoviga, è stato invitato in sala d'Arsena alla cerimonia di preapertura dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco a tenere un suo intervento sulla situazione di Gaza, e sabato ci sarà proprio la Mostra del Cinema, una manifestazione pro-palestina sulla quale torna il questore. Pensiamo di arrivare preparati al 30, come pensiamo di arrivare preparati appunto con questo processo di preparazione anche per gli altri eventuali eventi che verranno preavvisati. Lo schema è quello dello scorso anno. Per quanto riguarda la cabina di regia, ci sarà ovviamente una cabina di regia dedicata alla Mostra del Cinema, che si aggiungerà alle ordinarie sale operative che continueranno ad assolvere il loro compito. Vogliamo lanciare l'importantissima data del 30 agosto a Venezia, durante infatti la Mostra del Cinema, che è comunque una passerella, o comunque uno scenario su cui i media internazionali sono tutti rivolti. Vogliamo portare una voce molto forte, una voce di cui ci facciamo carico naturalmente da qui, che è la voce appunto del popolo palestinese, che sta soffrendo sotto un attacco genocida, lo diciamo senza problemi e senza ritrosie di sorta, un attacco genocida che ormai va avanti da troppo tempo. Ci saranno anche gli attivisti del centro sociale Pedro di Padova al Lido di Venezia, insieme a molte realtà antagoniste del territorio, alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese sabato prossimo, proprio nei giorni della Mostra del Cinema. In questi giorni molte le polemiche dopo l'appello firmato da artisti e personalità della cultura per chiedere una ferma condanna anche della Biennale di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Tra gli aderenti alla manifestazione anche gli esponenti di Coalizione Civica, l'ala sinistra che sostiene la giunta Giordani. Ogni luogo è importante per far sentire la voce che credo sia la voce di tutte e di tutti, perché non se ne può più. Sapete poi che a luglio come Coalizione Civica per Padova abbiamo presentato e votato a maggioranza una mozione molto importante per la nostra città che ha chiesto, ed è quello che si sta facendo, di rompere i rapporti tra la città e Israele e alle politiche di occupazione e di genocidio. La consigliera Elena Ostenelli invita la Regione Veneto a stoppare i rapporti con Israele, soprattutto l'acquisto di medicinali. Abbiamo presentato una risoluzione discussa ormai tempo fa, che non è stata votata ovviamente favorevolmente. Ne ho depositata un'altra perché credo che ogni giorno il contesto cambia, diventa sempre più grave, e quello che chiedo alla nostra istituzione regionale è finalmente di prendere una posizione interrompendo tutti i rapporti che abbiamo con il governo di Israele, in particolare penso ai farmaci che vengono prodotti da Israele, che vengono dati all'interno delle nostre ASL. Allora, così sarà un sabato caldo al Lido di Venezia. Peraltro ieri si è espresso anche il presidente della Biennale, Buttafuoco, insomma, che certo non è un uomo di sinistra e che ha detto non possiamo tacere su quanto sta accadendo. Ci sono queste proposte. De Carlo. Ma io sposo le parole di Buttafuoco. Biennale, Cinema e Festa e Mostra del Cinema sono state da sempre luoghi di libertà. Lo sono state nei confronti dell'oppressione comunista. Chi non si ricorda quella famosa Biennale del dissenso, nel quale furono organizzate grandissime iniziative non da parte del Partito Comunista Italiano, che tifava forse ancora
per l'Unione Sovietica, contro quella visione del mondo, e quindi credo che lì sia uno spazio dove anche gli artisti possano dire la loro. Io sono un po' scettico quando si sia sempre soli a senso unico. Quello è un contesto nel quale i più grandi mediatori della storia si sono confrontati per trovare e cercare di trovare una soluzione, e ancora ad oggi non ce l'hanno fatta. Quindi io faccio appello a tutti i manifestanti pro-PAL, pro-Israele, perché facciano un appello chiaro a Hamas a finire la guerra che hanno iniziato, rilasciando immediatamente gli ostaggi, che sono l'oggetto per il quale Israele ha esagerando e sbagliando fatto una forte Quindi l'appello ritorsione. va fatto entrambi. Tutto nasce da Hamas, che il 7 di ottobre ha compiuto un massacro nei confronti della popolazione israeliana. Oggi Hamas ha gli strumenti per mettere fine a questa guerra. Lo faccia subito e l'opinione pubblica faccia pressione perché i terroristi di Hamas liberino la Palestina e quindi si possa ricostruire un futuro anche per il popolo palestinese, che non merita di essere ostaggio di Hamas. E a Netanyahu cosa direbbe? A Netanyahu diciamo che una volta che ha ottenuto la liberazione degli ostaggi si sieda a un tavolo e rinegozi, e soprattutto assieme alla comunità internazionale dia modo anche al popolo palestinese di poter avere il proprio Stato. Oggi peraltro i requisiti per reclamare uno Stato in Palestina non esistono confini, non esistono governi, mancano tutti i 4 presupposti, però questo è un punto d'arrivo, non un punto di partenza per le trattative, e quindi credo che Netanyahu debba sedersi ad un tavolo e debba rinegoziare quello che sarà il futuro di Israele e Palestina. Ma Hamas deve liberare gli ostaggi. Ultimi minuti, allora è in corso il meeting di Rimini, oggi presidente Meloni forse si incontra con Salvini, ma dice che insomma è difficile che possano parlare di regionale del Veneto. Beh, io credo che Salvini e Meloni si incontrino e si sentano giornalmente, visto che sono premier, vice premier, e sul dossier e sul tavolo ci sono dossier molto scottanti, non solo questo di Gaza, quello della guerra in Ucraina, quello della nuova manovra che comunque già dall'estate comincia a prendere corpo, e quindi credo che siano tante le occasioni nelle quali si trovano. Non credo che oggi in maniera fugace possa essere una di quelle occasioni nelle quali si parli compiutamente di regionali. Allora, siamo in chiusura, però ci lasciamo con questo, se siete d'accordo con la regia, quindi restiamo nel bellunese. Allora, intanto vi dico che dopo di noi ci sarà il meteo ovviamente, poi il concerto, un film del 2009 di Radu Mihailianu, ma ci lasciamo con le immagini e le parole di ieri a Canale d'Agordo. Ieri 26 agosto erano l'anniversario delle elezioni al soglio pontificio di Albino Luciani, 26 agosto 1978, è stata la messa solenne nella sua Canale d'Agordo con anche il vescovo di Treviso, ovviamente il vescovo di Belluno Feltre, per ricordare una figura insomma, che in quei 34 giorni davvero ha cambiato molte cose. Allora, grazie al senatore Luca De Carlo. Grazie a voi. Ci rivedremo ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Vediamo allora questa messa solenne, questo ricordo di Albino Luciani, e poi il meteo e il film. Arrivederci. Canale d'Agordo torna ad abbracciare il suo Don Albino, il piccolo prete di montagna divenuto pastore universale. Era il 26 agosto del 1978 quando Albino Luciani saliva al soglio di Pietro, scegliendo il nome di Giovanni Paolo I, un pontificato breve, appena 34 giorni, ma capace di lasciare un'impronta indelebile nella memoria dei fedeli e nella storia della Chiesa. Lui ha raccontato così questo allargamento del cuore, e penso che ci ha fatto intravedere anche con uno sguardo di fiducia anche il nostro mettere la fiducia e la nostra speranza nel Dio dell'amore, intramontabile amore l'ha chiamato. Nel pomeriggio la piazza parrocchiale si è fatta cuore diocesano per la celebrazione della memoria liturgica di Papa Luciani, giunta alla terza ricorrenza dopo la beatificazione del 2022. A presiedere la messa il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi. Qui inizia tutto
E qui soprattutto trova origine tutto, qui si fonda tutta la storia di un Papa che pur nei brevi giorni di pontificato ha impresso un segno indelebile nella storia della Chiesa. Luciani nacque a Canale d'Agordo il 17 ottobre 1912 in una famiglia contadina segnata dalla povertà e proprio da quella condizione trasse la forza di un Vangelo vissuto con radicalità, umiltà e sorriso. Qui si comprende bene il suo spirito, anche i suoi ideali di vita, la sua semplicità, ma la sua anche determinazione, perché al di là del suo sorriso era determinato anche nelle sue scelte di quando era vescovo, per esempio a Vittorio Veneto, ma poi anche a Venezia, e quindi certamente qui si respira le radici. Humilitas era il motto di Giovanni Paolo I, Dio è tutto e noi siamo nulla, un insegnamento che attraversa il tempo e che nel suo paese natale diventa preghiera, ricordo e gratitudine. Ritengo per me un momento di grazia poter celebrare proprio qui con voi la gratitudine al Signore per il dono alla Chiesa e al mondo intero di questo Papa, qui tra queste montagne, tra queste case, soprattutto tra questa gente è iniziata e trova origine profonda la vicenda umana, spirituale ed ecclesiale di Albino Luciani. Un uomo veramente contemplativo, un uomo di preghiera, un uomo di continua comunione con il Signore, e questo gli dava molta serenità. In mattinata sulla Marmolada la tradizionale celebrazione religiosa in ricordo della visita di Giovanni Paolo II a un anno esatto dall'elezione di Albino Luciani, suo predecessore. Punta Rocca, dove si contrapposero gli eserciti in modo brutale, oggi è un avamposto di memoria e di pace.